A Ligornello va in scena il big match del girone A di Serie D tra il Ligorna di Mister Pastorino e la Nova Romentin di Mister Gonzales. Biancazzurri attualmente quinti in classifica, reduci dal pari contro il Chisole da 3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 5 partite. Avversari secondi della classe, reduci dal successo in casa contro il Città di Varese da 4 vittorie e un pareggio nelle ultime 5 partite. La prima occasione di marca ospite con la conclusione di Estrella da fuori, bloccata da Bodrato al quinto minuto. Rete sfiorata dai padroni di casa 5 minuti dopo, quando Miccoli lancia Lionetti, il quale supera il portiere da fuori, ma la traiettoria è beffarda e dà solo l'illusione del gol. Ancora Nova Romentin con 2 conclusioni da fuori, prima con Rizze e poi con Svistelnik, ma l'estremo difensore ligornino si fa trovare pronto. Al 20esimo tuttavia gli ospiti passano in vantaggio con questo calcio di punizione da fuori da parte di Dodaro, che porta così i suoi in vantaggio. Rivediamo la rete. Ancora ospiti con la botta di Gerbino dal limite, a cui risponde Piredda dall'altra parte con il tiro che però termina a lato. L'ultima occasione capita tra i piedi di Lionetti, il quale conclude di collo ma Ferrante blocca. Si va a riposo sullo 0-1. La ripresa si apre con il calcio di rigore per il Ligorna sull'uscita proprio di Ferrante, che atterra Lionetti in area. Si occupa della battuta Luca Miracoli, il quale spiazza il portiere e porta il Ligorna sul pareggio. Rivediamo la rete. Al 13esimo gli ospiti rischiano l'autorete sulla volata di Cericola dalla sinistra, ma è solo il preludio del gol che arriva al 61esimo, quando Miracoli con un'incornata trasforma l'assist dalla destra di Bacigalupo, siglando la sua 19esima rete stagionale, record personale, portando così i ligornini in vantaggio. Rivediamo la rete. Al 75esimo Bodrato difende bene la porta con l'intervento basso sul tiro di Gozzo, mentre 2 minuti più tardi la difesa del Ligorna sfiora l'autorete in ripiegamento difensivo con la sfera che centra il palo, e grazie ai padroni di casa risponde Miracoli, lanciato a rete con un lob che però termina alto sopra la traversa. Ancora Gozzo, 8 minuti prima della fine della sfida, ma il suo tentativo a giro termina alto sopra la traversa. Ultima occasione di marca Nova Romentin con Bodrato, che ancora una volta si fa trovare pronto al 6° minuto di recupero. Il Ligorna conquista così 3 punti prestigiosi, superando la seconda della classe nel girone A di Serie D. Gioco per ida incontro ai biancazzurri.